Truffe online e frodi informatiche sono i reati maggiormente perseguiti dal compartimento del Friuli Venezia Giulia della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2020 e per i quali sono state depositate 50 denunce, il numero più alto tra i reati di competenza della Polizia Postale, che oggi ha diffuso un bilancio dell'anno che si è appena concluso. Per i reati scaturiti dall'attività di repressione e prevenzione si segnalano 4 persone arrestate, 18 denunciate per il reato di pedopornografia, 8 denunciate per adescamento di minorenni, 15 per diffamazioni online, 10 per minacce e molestie, 4 per atti persecutori e 6 per revenge porn. Tra le operazioni effettuate nel corso dello scorso anno in Friuli Venezia Giulia si ricordano quella denominata Pepito, che ha portato alla denuncia di 13 persone per detenzione di materiale pedopornografico. Nudeless, che ha consentito agli investigatori della Polizia Postale di Trieste e Udine di identificare sui social Facebook diversi soggetti responsabili di apologia e istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, e quella chiamata revenge porn, che ha riguardato una giovane donna che, rivoltasi alla Polizia Postale di Udine, dopo essere stata contattata sul sistema di messaggistica istantanea Messenger da uno sconosciuto, un tatuatore non professionista, che tramite un profilo aperto ad hoc minacciava di pubblicare le sue foto mentre posava nuda.